Si chiama Avenue de Tervuren ed è una sorta di autostrada cittadina che attraversa Bruxelles. Ma nonostante il traffico, che resta comunque sorprendentemente misurato anche nelle ore di punta, con i suoi numerosi fabbricati funzionali, è anche la strada più bella della città. La grandiosa arteria belga ha il proprio inizio all'Arco di Trionfo presso il Parco del Cinquantenario e continua per chilometri fino al Musée Royal de l'Afrique. È qui in una bianca palazzina nordica che ha trovato sede Casa Veneto. Giardinetto verde che si affaccia sul marciapiede con la bandiera della regione che sventola dal ballatoio in questa giornata nemmeno troppo fredda dell'autunno belga. Bruxelles ormai, come si è visto anche in altri settori, penso alla finanza, determina quello che poi i vari paesi sono chiamati a fare, quindi è qua che si decide del nostro futuro, è qua che uno difende gli interessi del territorio. Molto si è discusso sull'opportunità o meno di conservare qui quella che è sicuramente una presenza costosa, ma le polemiche si sono sempre sciolte a fronte della considerazione che la maggior parte delle regole che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini si decidono qui, a pochi minuti di autobus, dietro i palazzi di vetro che hanno fatto la fortuna di questa città nordica. E le regioni più astute dell'Europa ricca hanno capito che esserci è un investimento. Assolutamente un investimento e anche difensivo. Il benchmarking di rappresentanza regionale a Bruxelles è la Baviera. La Baviera è qua rappresentata da una struttura di 60 persone e io credo che insomma, se la Baviera si comporta così un motivo ci sarà. Bruxelles è la sede privilegiata per favorire l'accesso a una vasta gamma di finanziamenti che l'Unione Europea mette a disposizione in numerosi settori: ricerca, energia, ambiente, affari sociali, sanità, immigrazione e agricoltura. Non è denaro che piove dal cielo, anche l'Italia partecipa a rimpinguare il forziere europeo. Il rischio è che quei soldi non rientrino a sufficienza se enti e privati non sanno utilizzare gli strumenti che l'Europa mette a disposizione. La nostra sede l'abbiamo ribattezzata Casa Veneto, ha una politica di porta aperta a tutto il territorio, tutte le aziende e gli enti veneti che vengono a Bruxelles si possono appoggiare alla struttura della regione e noi cerchiamo di contribuire a spiegare il funzionamento e l'impatto di quello che succede a Bruxelles sul territorio. Nelle stanze di Casa Veneto transitano amministratori e imprenditori. Tra gli ospiti stabili Unioncamere Veneto, ma anche diversi enti e associazioni del territorio, dalle università all'associazione artigiani, condomini di un presidio che serve a fornire risposte adeguate e rapide a un costoso investimento nell'Europa. E quanto contino il giudizio e le decisioni europee sui destini dei singoli Stati l'abbiamo capito anche a nostre spese in queste glaciali giornate autunnali della politica e dell'economia italiane. Del firmamento di Bruxelles e di Strasburgo non si può più fare a meno. Altiero Spinelli, come molti altri, l'aveva capito in tempi non sospetti e guarda caso l'Europa non l'ha dimenticato.